Carmelo Pappagallo, siamo qui per l'ennesima protesta, i punti della situazione e cosa chiediamo? E oggi siamo qui in protesta per la questione delle convenzioni boschive che anche quest'anno non verranno attuate a favore dell'acquisto di 90 droni dalla parte della Protezione Civile, della Forestale e della Regione Sicilia, che metteranno in campo questi droni a posto dei Vigili del Fuoco e passeranno gli appalti ai privati. Noi come Vigili del Fuoco sappiamo che le criticità non sono indifferenti per le carenze di organico che abbiamo. Gli interventi di soccorso rimarranno ai Vigili del Fuoco, pertanto le convenzioni boschive, le 21 squadre che dovevano essere aggiunte al dispositivo di soccorso nel periodo estivo, secondo la nostra opinione sono fondamentali, pertanto non si può scindere da levare le squadre aggiuntive per il soccorso tecnologente a favore di altre convenzioni. Pertanto chiediamo alla Regione Sicilia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di fare chiarezza su questa situazione. Oltre a questo verranno anche dismesse le convenzioni nei presidi autostradali per anche queste passare ai privati. Gli interventi, ripeto, rimarranno sempre ai Vigili del Fuoco, le criticità che esistono non sono indifferenti, mancano 300 unità nel territorio siciliano, chiediamo le nostre economie, vogliamo che vengano elargiti buoni pasto da 7 mesi in arretrato, vogliamo essere rispettati come Vigili del Fuoco, il dispositivo di soccorso è indispensabile, pertanto noi come USB Vigili del Fuoco Sicilia rimarremo sul pezzo fin quando non avremo risposte esaustive. Quindi sostanzialmente risposte dell'amministrazione a livello locale per quanto riguarda le boschive attualmente non ce ne sono come risposte. Parliamo di convenzioni regionali, pertanto nel pomeriggio avremo un incontro con il reggente della direzione regionale, l'ingegner Vallefuoco, e ci auspichiamo di avere delle risposte esaustive in merito per tutta la Sicilia. La stessa cosa per quanto riguarda la convenzione autostradale, con l'ingresso dell'estate, l'aumento del traffico veicolare sulle autostrade e maggiori rischi per la popolazione. Esatto, pertanto ripeto, nel pomeriggio avremo questo incontro con il reggente della direzione regionale Sicilia, ci auspichiamo di avere notizie esaustive in merito perché i Vigili del Fuoco sono indispensabili, il territorio è ad alto rischio sismico, idrogeologico e incendi, ci vogliono le risorse messe in campo non quando scatta l'emergenza ma in maniera perpetua. Pappagallo ci accennava anche del discorso della mensa, quindi all'asciutto di personale e all'asciutto anche il piatto. Assolutamente sì, ripeto, ci sono 7 mesi di arretrati, le mense non delle sedi centrali ma dei distaccamenti sono state dismesse completamente, pertanto i lavoratori rischiano di non usufruire del pranzo o della cena nelle ore di servizio, perché se sono fuori per intervento non possono usufruire di questo pasto sia al pranzo che alla cena, ripeto, pertanto è una situazione veramente più insostenibile. E tutte le promesse, le garanzie date dall'amministrazione a livello centrale per quanto riguarda l'incremento organico sia del concorso pubblico e sia della stabilizzazione dei precari va ancora a rilento, non vediamo un ingresso massivo da parte sia della stabilizzazione che del concorso pubblico. Stiamo cercando di prestare anche in merito per far ripartire le assunzioni bloccate a causa Covid nel 2020. Ci auspichiamo che entro l'anno aumentino i costi di formazione per l'entrata di nuovi Vigili del Fuoco che darebbero manforte alle carenze di organico. Ma speriamo che oltre ad aspettare la popolazione possano aspettare anche gli interventi, perché col numero esiguo che siete diciamo che non promette niente di buono. Noi staremo sempre sul pezzo per garantire alla popolazione e ai Vigili del Fuoco stessi sicurezza e tutela. Grazie, buona giornata.